Dottoressa, 206 anni di storia della Polizia Penitenziaria, un corpo che si evolve giornalmente, che si rinnova, un corpo dello Stato nella società e per la società. Assolutamente, io ho sempre considerato il corpo di polizia penitenziaria un corpo speciale tra le forze di polizia, proprio perché oltre a garantire l'ordine e la sicurezza è parte essenziale dei programmi di risocializzazione dei detenuti, quindi io li ho sempre definiti dei portatori di speranza, quindi uniscono la figura del poliziotto in senso lato a quello comunque di persone che accompagnano in questo percorso molto importante persone che hanno sbagliato e che devono rientrare nella società, avere concluso quella che è la pena per i reati. Lei recentemente in una festa del corpo ha fatto emozionare e si è emozionata nel suo intervento. In un certo senso si sente anche lei parte della squadra, ecco. Assolutamente sì, io non solo sono parte della squadra, ma sono grata all'abnegazione, al senso del dovere che ogni giorno registro da parte di questo personale. So benissimo che sono pochi, che fanno turni massacranti, però sono sempre pronti a fare il proprio dovere. Anche nei momenti di emergenza abbiamo visto, sono stati veramente pronti ad intervenire, quindi per me, io veramente li porto nel mio cuore e lo dico sinceramente. Che futuro ci possiamo aspettare? Io spero che ci sia un futuro migliore, che venga presa in considerazione da parte della politica un ampliamento anche delle piante organiche, quindi non solo riempire quelle che sono le piante organiche esistenti, ma ampliarle perché sono diventate maggiori proprio le funzioni che espleta la polizia penitenziaria, e poi soprattutto che vengano prese delle misure per poter garantire che possano svolgere il proprio lavoro in grande sicurezza. Parlo delle aggressioni che purtroppo i nostri poliziotti, le nostre poliziotti quotidianamente ricevono. Quindi è un problema che deve essere preso in considerazione, perché bisogna che anche delle agenzie sociosanitarie si prendano carico di queste persone che hanno anche disturbi psichici, comportamentali, e che non possono essere gestiti soltanto dalla polizia penitenziaria. Quindi un augurio a tutti i poliziotti, alle famiglie. Assolutamente, un grande augurio, con grande affetto, li abbraccio tutti veramente con grande stima, con grande vicinanza. È un giorno di festa che riguarda un po' tutto il personale, perché il ruolo fondamentale della polizia penitenziaria non può chiaramente adombrare anche la presenza e il contributo offerto da tutte le altre figure professionali che in qualche modo, contribuendo anche loro alla buona riuscita di questa circostanza, così come pure chiaramente per tutti i servizi che vengono offerti in favore della popolazione detenuta, voglio ricordare altresì per esempio il personale sanitario che, non facendo più parte dell'amministrazione penitenziaria, però è fondamentale chiaramente per l'organizzazione dell'istituto e per la tutela della salute dei detenuti. Chiaramente oggi però il ruolo principale ce l'ha la polizia penitenziaria ed è scontato che sia così. Da parte mia c'è tutto il ringraziamento per i sacrifici enormi che con tutta la sofferenza di personale che c'è purtroppo riescono comunque a riuscire a raggiungere l'obiettivo primario della sicurezza, nonché a contribuire anche a tutte le attività trattamentali in favore della popolazione detenuta. Mettiamo però per un attimo da parte le criticità e oggi godiamoci questo momento di tributo e di riconoscimento. Tra l'altro è una festa che per il secondo anno si svolge presso la struttura di Pagliarelli, nonostante abbia un respiro regionale, e quindi questo per noi è motivo di orgoglio. È un ruolo ovviamente fondamentale in quanto l'unico corpo che si occupa dell'esecuzione penale nel nostro paese. La cosa bella e particolare sta nel fatto che è un corpo che ha una storia molto lunga,
insomma, è profonda, per cui appunto è particolarmente importante nell'ambito dell'organizzazione penitenziaria. Spesso si trovano a dover affrontare sicuramente delle difficoltà. Sì, le difficoltà come tutti, diciamo che da anni che noi speriamo che si chiariscano alcuni aspetti dei ruoli proprio non soltanto della polizia penitenziaria ma di tutti quanti nell'ambito appunto dell'esecuzione penale. Speriamo che questa sia la volta buona, ma comunque insomma al corpo va riconosciuta la capacità di adattarsi assolutamente e quindi di riuscire a servire lo Stato così come viene richiesto.